Euroregione News. I palloni di Friuli Doc. 8 grandi palloni colorati fluttuanti nell'aria a segnalare fin da lontano le varie zone cittadine che caratterizzeranno l'edizione 2014 di Friuli Doc, in programma nel centro storico di Udine dall'11 al 14 settembre. Un orientamento visivo d'impatto e senza equivoci per i visitatori, soprattutto per i turisti che tramite palloni e striscioni potranno facilmente orientarsi e riconoscere l'area in cui si trovano una volta scelta sulla mappa. Confermate nella mappa della rassegna tutte le vie e le piazze degli scorsi anni. Per orientarsi con i colori, al castello corrisponderà il verde chiaro, a piazza San Cristoforo il marrone, a piazza Matteotti e via Mercatovecchio il rosa, a piazza Libertà l'arancione, a piazza Duomo il giallo, a piazza 20 settembre il grigio, a piazza Venerio l'azzurro e all'area di piazza Garibaldi il verde scuro. Quest'anno, ha sottolineato l'assessore alle attività produttive e turismo del comune di Udine Alessandro Venanzi, abbiamo voluto puntare l'attenzione su molti aspetti relativi all'accoglienza, aspetti che non sono legati solo alla qualità dell'offerta enogastronomica ma anche al turismo, ai media e all'accessibilità. Mentre è ufficialmente partito dunque il conto alla rovescia in vista della 20ª edizione di Friuli Doc, è quasi pronta la mappa definitiva della manifestazione che ogni anno richiama a Udine in appena 3 giorni e mezzo centinaia di migliaia di visitatori, portando con sé un giro d'affari di circa 4 milioni di euro. Avete ascoltato Euroregione News.